Il leader della Lega, noi con Salvini, Matteo Salvini, interviene a Scala dei Turchi, a Realmonte, dopo le tappe, alla stazione ferroviaria di Agrigento e a Favara. Irene Milisenda. In vista delle elezioni regionali in Sicilia del 5 novembre, il leader della Lega, Noi con Salvini, Matteo Salvini, è giunto in Sicilia per sostenere il candidato presidente Nello Musumeci e i candidati all'Assemblea regionale nelle liste Fratelli d'Italia, Noi con Salvini. Un lungo viaggio con tante fermate per ascoltare i cittadini siciliani e i loro problemi. Salvini ha inserito nel suo programma anche un percorso di 9 ore tra treno e pullman per arrivare da Trapani ad Agrigento via Palermo. Ad Agrigento, sceso dal treno accompagnato dalla portavoce del movimento Noi con Salvini, Anna Sciangula, e dall'onorevole Alessandro Pagano, le sue prime parole sono state: non è normale, chi lo fa per lavoro o per studio tutti i giorni non può vivere una vita del genere. Da lunedì si lavora per la normalità, non grandi promesse, grandi progetti, ma normalità, che vuol dire treni che non ci mettono 9 ore per andare da Trapani ad Agrigento, che vuol dire una cattedrale aperta dopo 6 anni di chiusura. Normalità che vuol dire una stazione che non è a disposizione dei tunisini o degli immigrati vari che vanno in giro a far casino. Normalità, c'è disperato bisogno di lavoro e di normalità. Subito dopo il leader della Lega si è spostato a Favara, dove ha denunciato la grave crisi idrica che attanaglia la cittadina ed in generale la cattiva gestione delle risorse idriche in Sicilia. È una vergogna, ha detto Salvini, mi fa imbestialire che qualcuno ci guadagni sul fatto che non avete acqua. Le multinazionali dell'acqua minerale si stanno arricchendo sulla pelle dei siciliani, sottolineando che con Nello Musumeci si offre alla regione una possibilità per far rinascere questa isola. Dopo gli sbarchi fantasma con più di 200 migranti invisibili giunte sulle coste dell'Agrigentino, ormai diventato il porto di approdo di questa nuova rotta dei migranti tunisini, e dopo la manifestazione di protesta organizzata dal coordinamento provinciale Noi con Salvini, anche il leader della Lega nel suo tour di buon mattino si è recato prima a Siculiana, a Villa Sicania, per visitare una delle strutture nella provincia di Agrigento che da 3 anni ormai ospita centinaia di migranti, e poi è giunto alla Scala dei Turchi a Realmonte, che da meta turistica indicata come patrimonio dell'umanità si è trasformata a luogo privilegiato per gli sbarchi fantasma. L'impegno che mi prendo con i siciliani e con gli italiani, fermare questi sbarchi. Si può. Abbiamo visto il governo che solo facendo una piccola parte di quello che chiede la Lega, bloccando le navi delle ONG, hanno ridotto di tanto gli sbarchi. Si possono fermare completamente gli sbarchi e poi soprattutto bisogna cominciare a espellere le migliaia di clandestini che sono ancora in giro per la Sicilia e per l'Italia intera. Non è possibile che ci siano alberghi stupendi sulla costa che invece di ospitare i turisti che pagano, sfruttano i turisti che sbarcano e che non pagano nulla, dire che vengono pagati dagli italiani. Quindi non è una proposta, è un impegno che mi prendo. Come si potrebbe fermare questo fenomeno? Innanzitutto sequestrando i barconi, secondo accordandosi con i paesi del Nord Africa da cui partono queste persone, e terzo non mettendoli in albergo, pagandogli colazione, pranzo e cena per diversi mesi. Perché se si sparge la voce che in Italia è finito il Bengodi, è finita la pacchia per tutti, vedi che non ne arrivano più. Le istituzioni internazionali hanno dormito, l'Europa, l'ONU, le varie organizzazioni sovranazionali. L'Italia deve fare il suo interesse, come fanno i francesi, come fanno gli austriaci, come fanno gli spagnoli, come hanno fatto i greci. L'Italia deve tornare a fare quello che faceva, difendere i suoi confini.